saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplora e Ama. Come di consueto trasmettiamo dal Record Space e siamo all'inizio del nuovo ciclo, della nuova stagione delle nostre fortunatissime e devo dire con grande gioia seguitissime trasmissioni Scopriamo e riscopriamo il Friuli Venezia Giulia. Oggi il tema di oggi è l'oca selvatica e il colore è l'azzurro. Perché questi due temi? Perché noi abbiamo il nostro inviato, il nostro sportivissimo Romano Paludniak, che ci aspetta alla riserva naturale regionale Valle Cavanata a Grado, che è conosciuta proprio perché ha un particolare importante, che sono proprio i volatili. E quindi oggi è una meravigliosa giornata di sole, tra l'altro un cielo terso. Ti invidiamo tantissimo, Romano, che vedo che sei già in collegamento con noi direttamente dalla riserva. Buongiorno Romano. Buongiorno a tutti, un ciao a tutti e anche a te, Elena. Ecco, vedo che sei in un posto splendido, in questa riserva, con quel bel sole. Il tempo ha conciliato, ci ha aiutati oggi. Guarda, io mi sposto in bici, no? Quindi sono partito da Grado e mi sono attrezzato seguendo un percorso che è quello di Amare in bici, che suggerisco di andare a vedere, che è la tappa numero 10. Sono 54 chilometri che mi porteranno fino a Duino e quindi già vi sveliamo quelle che saranno anche le prossime puntate, no? Dove c'è anche un dinosauro, Dino. E qua sono nella riserva naturale perché oggi vi parleremo in particolare, quindi dopo Grado, qua siamo esattamente a Fossalon di Grado, che c'è questa riserva naturale regionale Valle Cavanata, che è uno spettacolo. Qua cosa contraddistingue questa riserva? Perché poi vedremo che noi faremo un 5 km che mi seguirete oggi, Elena, che andremo fino al Caneo e al Punta Sdobba, dove lì c'è la foce dell'Isonzo. Lo vedremo oggi perché, come vedete, il cielo è azzurro, e andremo a vedere appunto la foce dell'Isonzo dove c'è il Caneo, e andremo anche a sostare lì prima poi di ripartire, ma probabilmente rimaniamo qua 2 giorni perché siamo qua in bici, perché qua è uno spettacolo naturale, c'è l'azzurro. Volevo evidenziare col mio evidenziatore azzurro che sono tutto in azzurro, dopo vi faccio vedere anche lo zaino azzurro. Fra l'altro, Romano, ti vediamo con una bellissima divisa personalizzata, una tuta personalizzata, che rispecchia un po' anche le attività che tu fai e che fai in collaborazione con noi e anche con le attività che ti sostengono. Certo. Allora qua adesso abbiamo pensato un po' a tutto, perché mi piace curare i dettagli, no? Quindi adesso sto entrando nella riserva perché avevo già appoggiato il mio zaino, vi faccio vedere lo zaino, così vi faccio vedere anche come bisogna attrezzarsi quando si va anche in una riserva naturale. Quindi quando ci si ferma nello zaino bisogna un po' avere una serie di attrezzi, no? Una cosa che avevi accennato tu, intanto la borraccia che bisogna portare sempre con sé, abbiamo il nostro logo di scoprire. Ecco, si vede bene il logo di Scopriamo il Friuli Venezia Giulia, esatto. Approfitto per fare questa inserzione pubblicitaria, perché chi verrà con noi a fare appunto dei giri in bici, ma oppure anche a piedi su questi percorsi che stiamo appunto raccontando, può comunque iscriversi e quindi verrà data anche una borraccia come omaggio, no? Grazie allo sponsor che ci segue, no? Ricordatevi sempre di portare, di essere comunque vestiti anche sempre con abbigliamento, come si dice, adatto al posto e mimetizzato, no? Per mimetizzarsi con l'ambiente, per non dar fastidio ai tanti uccelli che ci sono qua. Qua ci sono tantissime specie e provate a indovinare quante sono le specie di uccelli che ci sono in questa riserva, in questo territorio qua. È un numero altissimo, che sono più di 250, quindi arrivano a sfiorare i 300, e serve, come vedete, un binocolo. Non serve spendere grossi soldi,
perché tante volte basta poco, basta la curiosità, la voglia di venire a scoprire questi posti che sono veramente un paradiso, il paradiso dei volatili. Qua l'azzurro spazia tra mare e cielo, proprio in questa riserva naturale, e ci sono proprio dei pannelli molto esaustivi che raccontano tutto quello che si può trovare qua. Sono in 3 lingue, come vedete, in inglese, in italiano e in tedesco, quindi qualsiasi spiegazione che uno vuole avere la trova qua, no? Si può fare questo percorso a piedi o in bici proprio per scoprire e riscoprire questo autentico paradiso naturale. Qual è l'uccello che quindi fa parte dei volatili, che è anche il simbolo di questa riserva? È l'oca selvatica, no? L'oca selvatica, come sappiamo, è diventata anche famosa perché grazie all'etologo, mi sono scritto il nome perché non vorrei sbagliare. Con l'oca ti aiuto io, è l'oca cenerina. Ecco. Che ha queste caratteristiche sfumature, Sì. grigio cenere. Sono molto comuni e tra l'altro è considerata l'antenata dell'oca domestica europea. Quindi... Esattamente. Sì, è diventata famosa appunto perché appunto questo etologo ha studiato il fenomeno dell'imprinting, no? Che come sappiamo l'imprinting è qualcosa di importante perché cosa succede? Che nelle prime 36 ore, quando appunto anche l'oca nasce, lì se sta con il proprio genitore gli lascia appunto il segno di quello che sarà anche il futuro, no? E quindi di riconoscere la propria specie. Qua di specie ce ne sono tante così. Perché è particolare questa zona? Perché qua arrivano appunto tutti questi volatili, si fermano qua come si dice, a dormire, no? A smernare, no? Perché praticamente rimangono qua tutto l'inverno a riprodursi, e perché sono in questa zona particolare. Mi sposto perché qua ci sono anche i trattori che praticamente... Ecco, Romano, magari se ti sposti un po' per far vedere anche il panorama, perché ti trovi in un posto veramente molto bello. Se ti sposti un attimo ci fai vedere che sogniamo un po' con te di essere lì invece che in uno studio. No, poi la giornata è fantastica, quindi come dicevo qua ci fermiamo 2 giorni proprio per vedere un po' tutte le curiosità che ci sono qua, no? In questi ambienti veramente perché c'è tutta questa varietà di volatili qua, che è una concentrazione incredibile, perché abbiamo, oltre alla laguna, abbiamo il bosco, la spiaggia, che poi vedremo, c'è una spiaggetta veramente molto molto bella, particolare, e poi abbiamo anche lo stagno, la valle di pesca e il prato, quindi sono ambienti veramente incredibili. Ecco qua si vede, ci sono anche dei canali in questa zona qua, quindi è veramente uno spettacolo, no? Vorrei ricordare che queste zone si raggiungono anche con i motoscafi, con le barche, quindi si possono raggiungere, come ha fatto Romano, direttamente dalla città con la bicicletta, le ciclabili, però si possono raggiungere, e soprattutto d'estate ma anche d'inverno ci sono i turisti e poi ci sono i pescatori. Parliamo di Grado, zona di mare, zona di pesca e zona anche di pesce, perché poi parleremo anche di enogastronomia. Esatto, quindi mi trovo in questa riserva qua che, come vedete, è ben strutturata, ci sono tutti i servizi, ci sono le toilette, ci sono dei pannelli veramente esaustivi, come vedete dietro di me, che vi fanno vedere un po' anche quello che vi aspetta qua.
Addirittura qua, se siete fortunati, oltre all'oca selvatica e tanti altri volati, potete trovare anche il fenicottero rosa, quindi sguardo sempre attento. Vi faccio vedere un'altra cosa che poi andremo a scoprire magari anche con Letizia quando andremo all'isola della Cona. Qua c'è anche un progetto Ride Me, no? Che si possono noleggiare anche le bici, no? Come vedete qua, e quindi è un posto veramente fantastico questa riserva. C'è la possibilità appunto anche di fare una sosta e di oltre che sostare e trovare qualcosa anche per non rimanere disidratati, no? Ma c'è anche la spiegazione fatta molto bene della rete alimentare lagunare, quindi qua si può acculturare molto bene. Volevo farvi vedere un'altra cosa: il percorso che andiamo a fare lo trovate appunto su Amare in Bici, che appunto ha tracciato appunto dei percorsi in questa zona qua sui 54 km, che è quello che uno riesce a fare. Però se sono troppi perché uno non è allenato, si può andare con una bici elettrica, oppure può uno anche spezzare come facciamo noi, facciamo 2 giorni e ci fermiamo ad alloggiare. Adesso con il gruppo si può scegliere e vedremo dopo, sia il Caneo, di dormire immersi proprio nella laguna, sono tipo delle palafitte, oppure tornare a Grado nel centro storico, che ci sono anche tanti altri ristoranti curiosi. Adesso io mi sposterei, ecco, se adesso infatti salutiamo un attimo Romano che si sposta per andare a Caneo Punta Foci dell'Isonzo, dove c'è questo ristorante che non è solo ristorante, c'è anche la possibilità di alloggiare. È molto molto particolare e tra l'altro è anche molto frequentato dai turisti perché ha delle caratteristiche importanti, ha delle palafitte, ha degli alloggi molto particolari che adesso vi faremo vedere. Quindi Romano si sposta velocemente e raggiungerà questo bellissimo posto, una bella sorpresa per voi. Seguiamo Romano che pedala vigoroso dalla riserva naturale per recarsi sulla foce dell'Isonzo, e nel frattempo vi facciamo vedere che in questi 5 chilometri di ciclabile, la ciclabile Alpe Adria Bike, c'è il mare sulla destra, un mare bellissimo, azzurro intenso, e a metà Romano farà una piccola sosta, si fermerà per far vedere le spiagge suggestive, le spiagge molto frequentate dai turisti d'estate ma anche d'inverno, perché il mare è bello anche in autunno, è bello anche in inverno e in primavera. Il mare è bello in tutte le stagioni e quindi, come potete vedere, potete ammirare, sono posti che meritano di essere visitati sempre, posti rilassanti e molto molto emozionanti. Ecco, Romano nel frattempo ha raggiunto il lato destro della foce dell'Isonzo, in una zona che si chiama Villaggio Punto Sdobba. Vi ricordo che siamo a Grado e siamo nel ristorante Caneo. È una location unica, molto bella, particolare, che ricorda i casoni dei pescatori. Vi ricordo che siamo in una zona di mare, in una zona di pesca, di pesce, quindi una volta c'erano appunto queste particolari location, questi casoni. E ciao Romano, noi tra l'altro riusciamo a vedere un po', no? Questo posto dove ti trovi, molto bello. Sì, la borraccia intanto l'ho tra messo l'altro sulla vi ricordo che si raggiunge anche per i natanti, per le barche, perché c'è l'attracco, quindi è meta anche per chi poi vuole ristorarsi dopo aver fatto una giornata al mare, una giornata di pesca sportiva, o anche per i ciclisti. Abbiamo visto prima Romano che percorreva la ciclabile Alpe Adria. Ecco, Romano, raccontaci un po', facci vedere un po' di belle cose.
Allora, intanto io ho seguito appunto il percorso di Amare in Bici, che ce l'ho qua, però si trovano anche dei pannelli molto esaustivi, come vedete anche qua, che spiegano, illustrano praticamente tutto quello che c'è da vedere. C'è anche la mappa, perché se uno vuole sapere dove andare, cosa vedere, sono fatti su 3 lati, no? E quindi chiaramente uno può chiaramente decidere che percorso fare, no? E infatti ci ha portato qua in questo splendido posto che rispetto ai casoni è diverso, no? Perché qua abbiamo intanto questa struttura molto ampia che è un ristorante al Caneo, si può alloggiare veramente immersi, è fatto con una struttura, non so se si vede, ma poi vedremo meglio i dettagli, entreremo anche dentro, e sulle palafitte, no? E però qua inizia appunto a sdobba, no? Che porta appunto, inizia, e qua il Caneo che c'è qua dietro di me, poi andremo avanti con la bici a vedere appunto il villaggio dei pescatori, che è stato istituito negli anni 30 grazie alla bonifica dei terreni di questa zona di Fossalon. Entriamo un po' più Vedo giù che sei in compagnia del titolare. No, sono col responsabile di questa zona qua, no? Perché oltre all'albergo hanno anche appunto questa realtà qua, questa location immersa in questa zona del Caneo, e qua c'è Roberto, giusto? Maurizio, sì. Ecco, sono in 3 qua, c'è anche Sofia che lavora, ecco Maurizio, raccontaci. Ecco, buongiorno signor Maurizio e grazie dell'ospitalità. Buongiorno a voi, nessun grazie, è un dovere, e ci troviamo in pratica nell'estremo a punta del Fossalon, vicino a Punta Sdobo. Punta Sdobo è un villaggio di pescatori che sono 500 metri da qua. Il Caneo è un albergo immerso nella natura del verde. In pratica è una struttura che, oltre ad avere un bar, un ristorante e anche una decina di camere, frequentata soprattutto da coloro che piace girare in bicicletta, perché il Fossalon è una pista ciclabile unica, è frequentato da coloro che amano gli animali e il birdwatching. Infatti nell'arco della stagione abbiamo avuto un sacco di presenze appunto di queste persone che passano le giornate a fotografare gli animali, gli uccelli, ma la natura in generale, perché vicino a noi c'è la Valle della Cona, che in linea d'aria vista 4-5 metri dall'altra parte dell'Isonzo, oppure Val Cavanata a un paio di chilometri da qua. Siamo arrivati da là noi in bici, quindi abbiamo già visto, no, quella parte. E quindi alloggeremo perché dopo andremo domani all'Isola della Cona. Si può alloggiare qua? Noi abbiamo 10 camere, perciò coloro che vogliono soggiornano anche volentieri. Infatti il silenzio la fa da padrone, e chi vuole staccare un pochettino con le scorie e con l'inquinamento della città, questo è il posto giusto per farlo. Un ambiente rilassante e riposante. Adesso io, Elena, di uscire un po', no? Sì, esatto, rilassante, veramente qua è proprio un altro ambiente, è un'altra bellezza, perché anche Grado ha la sua storicità, le sue cose belle, ma qua è un altro ambiente, no? Adesso io mi cambio, chiaramente perché nel mio zaino c'ho tutto, mi cambio, metto il relax e vi faccio vedere, scoprire cosa c'è qua dietro, che proprio c'è tipo un pontile in legno. C'è una passerella che arriva appunto fino sull'Isonzo, poi alla destra di questo approdo a 500 metri c'è la foce dell'Isonzo, e il Caneo si chiama proprio in gergo locale, no? Nel dialetto locale, il cannetto, perché è costruito sopra le canne, sopra un cannetto di canna palustre, insomma. Uh-huh. Ma perché c'è anche un attracco per le barche, giusto? C'è un attracco per la barca, e quest'anno abbiamo avuto alcuni ospiti che sono venuti in barca, attraccarsi nel nostro pontile, e poi hanno soggiornato, hanno dormito qui. Tra l'altro, di ricordare un paio di episodi di gente
della Voga Veneta di Venezia, che con un sandalo, un pattino, sono venuti a remi da Venezia fino qua attraverso la litoranea veneta senza fare praticamente 1 metro di mare aperto in totale ed assoluta sicurezza. Sono degli spazi che dovremmo utilizzare in modo diverso. Per adesso lo utilizziamo a modo di deposito, abbiamo delle biciclette per gli ospiti che sono ad uso gratuito. Dovremmo implementare sia il numero e sia i servizi per il futuro. Servizi che constano così in grosse linee con delle canoe o dei SUP, oppure anche che adesso va di moda, no? Appunto, di moda. È una cosa che qua si può praticare perché il mare è qua anche piatto. Esatto, sarebbe l'ideale. E mettere in piedi, diciamo, un turismo nautico per far visitare agli ospiti le bellezze di questo scorcio di laguna. C'è una barca di proprietà del Caneo e si spera il prossimo anno che venga utilizzata a questi scopi. Quindi chi alloggia qua può usufruire di questi servizi? Certo. A pagamento oppure fa parte? Ma le biciclette sono a titolo gratuito. Quindi uno che alloggia qua ha questi servizi? Prende la bici e va. Per quanto concerne le canoe, i SUP ed eventualmente la barca, lì dovremmo stabilire in corso d'opera quelle che saranno le modalità. Chiaramente perché questa è una realtà nuova, no? Quindi recente, che si è sviluppata e quindi siamo in work in progress. Siamo in rodaggio e work in progress. Seguiteci, che saranno tantissime novità. Vedete che le bici ci sono varie soluzioni, no? Per chi ama la mountain bike oppure la city bike, che qua si può anche praticare, perché c'è la ciclabile Adria Bike che di qua si può arrivare con 1000 km fino in Slovenia, no? Però queste bisogna tornare qua a dormire. Sì. Anche perché ci si trova bene. Come vedete la struttura è anche bellissima, che adesso saliamo per vedere appunto il panorama. È molto... c'è proprio un osservatorio. Quindi anche chi ama il bird watching qua. Binocolo e via. Punto di osservazione privilegiato. Questo è il punto più alto e anche qui ci sono delle idee per valorizzare di più questo spazio e comunque alle mie spalle potete vedere la riviera e la costa triestina. Il castello di Duino è proprio di fronte a noi. Miramare, adesso ci sono i cespugli, non si intravede, là la baia di Portopiccolo e Trieste logicamente alla mia sinistra. Quindi qua si spazia poi tutto l'arco delle Prealpi, no? Il lido di Panzano, Monfalcone, i cantieri navali. Una bella vista. E qua si vede anche appunto la passerella che porta appunto qua, quello che vediamo davanti c'è appunto la foce dell'Isonzo. C'è la foce dell'Isonzo, questo è proprio l'Isonzo. E si noterà, non per niente la struttura si chiama Caneo perché siamo sopra il canetto che si può vedere da qua chiaramente. Allora Maurizio, io volevo conoscere lo chef. C'è uno chef qua che... Siccome funziona la cucina ed è anche apprezzata, se è apprezzata è merito dello chef. Un ragazzo giovane, volenteroso, pieno di buona volontà, si chiama Michael. È quasi mezzogiorno, adesso vai che adesso ti seguirò in cucina, che voglio scoprire un po' i piatti tipici che sono qua. Che oltre al borretto, cosa c'è il borretto gradese? Abbiamo inventato un pasticcio di mare che è una lasagna al bolognese, invece di essere fatta con la carne in modo classico, è fatta con dei frutti di mare al suo interno. Ed è apprezzato, chi l'ha preso la prima volta lo prende anche la seconda. Allora andiamo in cucina con Michael, seguiamolo, vediamo e scopriamo un po'. Allora entriamo in cucina a vedere cosa ci prepara oggi Michael. Allora qua abbiamo un borretto alla gradese che è fatto col rombo,
un pesce tipico, cioè un piatto tipico gradesano che è sfumato cotto con la propria acqua e sfumato con l'aceto. Qua abbiamo un rombo che pesa all'incirca sui 2,5 kg, che penso che faremo alla piastra o al forno, dipende cosa gradisce i nostri clienti. Quindi, e poi dicevi anche che il pasticcio è anche una cosa... Il pasticcio è un piatto molto forte in questo locale, un pasticcio come la bolognese, so che è al posto di carne e di pesce, con i frutti di mare, con i gamberi, con i calamari, variamo sempre con quello che abbiamo. Sì, quindi sempre una sorpresa, ma di base c'è il pesce, no? Sempre il pesce qua. Ecco, sì. questo qua è il re del locale, no? Certamente. Bene, Michael, grazie. Allora adesso non resta che assaggiare, no? Sicuramente. Ecco, andiamo ad assaggiare questi buoni piatti locali. Scorrono le immagini bellissime del villaggio dei pescatori, tradizionale, caratteristico, meta costante e continua di turisti, ma anche di pescatori, perché non dimentichiamoci che la pesca è la principale attività di queste zone. E quindi venire qui è proprio immergersi in queste realtà, nella natura, come ricordava prima il responsabile dell'albergo ristorante Caneo, per trovare anche un po' di pace, un po' di pace con se stessi. Noi viviamo una vita frenetica e recarsi in questi luoghi è staccare la spina, guardare il mare ed emozionarsi. Queste sono le cose belle che ci regala il nostro Friuli Venezia Giulia, di cui dobbiamo andare orgogliosi. Qua. Allora volevo ringraziare Maurizio per questa accoglienza, perché veramente è bello essere accolti comunque in maniera calorosa e come avete visto, grazie a Maurizio veramente, perché il posto è splendido e noi invitiamo i nostri ascoltatori, i nostri spettatori ad andare a fare una bella puntatina. Vi ricordo anche in barca, in bici, come volete. Ecco, perché veramente merita. Elena, se mi concedi, volevo aggiungere, perché lui è veramente molto preparato, mi ha anche detto delle chicche, che qua veramente c'è la nidificazione del Cavaliere d'Italia e del Gabbiano comune, no? Che c'è la presenza in certi periodi e poi anche, come abbiamo detto anche prima all'inizio, anche dei fenicotteri rosa, quindi veramente ci sono delle chicche qua da scoprire, quindi non vi sveliamo tutto, o venite con noi, vi iscrivete, che facciamo esperienze, che qua si può anche mangiare bene. Si mangia anche bene. Il piatto? Ma soprattutto a base di pesce a chilometri sotto zero, perché da Punta Sdoba saltano direttamente nelle nostre padelle, che non c'è menù fisso, ma in base al pescato del giorno. Io credo, per noi è stato un piacere, un onore, un dovere accogliervi e spero di rivedervi tutti quanti qui al Caneo, a Fossalon e a Punta Sdoba. Ecco, signor Maurizio, le promettiamo che veniamo di persona ad assaggiare i vostri piatti di pesce e soprattutto a riposare, a staccare un po' la spina, perché dicevo prima che ci vuole, no? Ci si rigenera al 100%. Ci si rigenera completamente. Allora saluto anche Romano, che nel frattempo si intrattiene in quel meraviglioso posto. Noi siamo in un freddo studio televisivo e dobbiamo solo godere con gli occhi di queste meraviglie. Adesso ho visto il cameriere che con un piatto fumante, adesso mi fermo e degusto. Metti il dito nella piaga anche. Bene, un saluto e un grandissimo grazie ancora a Maurizio, a tutto il suo staff e a questo meraviglioso locale. Un saluto a Romano e alla prossima puntata di Scopriamo e riscopriamo il Friuli Venezia Giulia. La prossima volta andremo all'isola della Cona, quindi saremo dall'altra parte della laguna
e sicuramente avremo tantissimo da raccontarvi anche in quell'occasione. Mi auguro che come sempre abbiamo potuto intrattenervi e in un bel modo, in un modo un po' diverso, facendovi appunto scoprire e riscoprire le meraviglie del Friuli Venezia Giulia. Un saluto a tutti voi dalla Web TV Esplora e Ama. Vi ricordo come sempre che trasmettiamo dal Record Space. Se vi è piaciuta questa trasmissione, i vostri like sono sempre graditi. Un saluto a tutti e buon proseguimento.